È la finale dei mini, buongiorno a tutti, ben ritrovati da Francesco Salis e da Giovanni Del Sole. Dopo la finale dei micro di stamattina abbiamo visto un bellissimo spettacolo, eccoci di nuovo collegati in diretta sulla pagina ufficiale Facebook della Torres per la finale dei mini o dei pulcini, che dir si voglia, tra Torres Rossi e Latte Dolce. Andiamo subito a vedere gli elenchi dei ragazzi in campo. Iniziamo dalla Torres Rossi, con numero 1 Emanuele Cavalieri, 17 Andrea Borrielli, 8 Lorenzo Bosio, 12 Luca Crisponi, 21 Giampaolo Del Rio, 6 Nicola De Montis, 10 Francesco Del Ru, 5 Carlo Forci, 4 Mattia Masia, 3 Andrea Micheli, 7 Simone Micheli, 14 Christian Reis, 13 Alessandro Sanna, 11 Michele Grina Manca. L'allenatore è il signor Paolo Del Ru, dirigente accompagnatore Andrea Micheli. Andiamo a vedere la lista dei giocatori del Latte Dolce. Con il numero 24 Riccardo Nutini, con la 17 Domenico Dentoni, con la 39 Daniele Dau, con la 25 Omar Zara, con la 59 Mattia Pala, con la 87 Marco Pala, 21 Mattia Campus, 8 Mirko Gravina, 18 Riccardo Soggia, 19 Alessandro Ara, poi 3 Lorenzo Orune, allenatore è il signor Mino Soggiu, poi i dirigenti accompagnatori sono il signor Sibiriu e Natali Shanin. Dirige l'incontro il signor Mario Sanna, categoria, ripetiamo, mini, giocatori, tutti i ragazzi in campo sono nati tra il 2011 e il 2012, tifo importante sugli spalti, come potete sentire anche dai rumori di sottofondo. Una mattinata davvero spettacolare finora qui al Vanissana. Abbiamo assistito e commentato in diretta poco fa la finale dei micro. Giovanni, che ci ha offerto uno spettacolo davvero fantastico sotto tanti punti di vista. Sì, è uno spettacolo veramente fantastico, unico, anche perché io stesso sono rimasto stupito dalla qualità tecnica di entrambe le squadre, al di là del punteggio. Giocatori che non hanno mai mollato la presa, giocatori che sanno tirare, che sanno parare, che non hanno paura del contrasto, che rimangono in terra giusto il tempo necessario a rialzarsi, e soprattutto uno spirito così leggero che veramente caratterizza e deve caratterizzare questo torneo. Quando poi si sono accesi gli idranti in campo, allora lì è stata veramente lì è stata la festa, veramente festa già durante la partita, festa a fine partita, con la corsa verso la tribuna a ricevere il giusto applauso. Ed ora siamo qua a commentare un'altra partita che probabilmente ci riserverà delle emozioni e delle sorprese. L'età cresce, però non credo che, come dire, assisteremo ad un qualcosa di tanto diverso dal punto di vista dell'approccio e dell'atteggiamento, no Francesco? No, esatto. Due tempi da 25 minuti per questa finale. Dunque, per la categoria micro ha vinto la San Paolo. Ieri gli esordienti si sono giudicati i ragazzi del Latte Dolce. E ora andiamo a vedere questa partita di mini. Naturalmente rispetto a prima un po' più grande il campo. Qua siamo 9 contro 9. Era bravissimo con questo gioco di piede il giocatore della Torres, Andrea Micheli, quindi la Torres Rossi, che si distingue dalla Torres normale, diciamo. Sono i ragazzi in maglia bianca, mentre per quanto il Latte Dolce naturalmente sono quelli in maglia blu. A quanto ci dicono i mister, insomma, dovrebbe essere una partita interessante questa, sì, abbastanza equilibrata, e dunque insomma adesso naturalmente con il passare del tempo, col passare delle finali, saranno sempre più grandi i ragazzi in campo, crescerà sempre di più l'agonismo, ma naturalmente non mancherà mai, come ha detto giustamente Giovanni poco fa, lo spirito di questo torneo, che sta caratterizzando questo torneo, la grande sportività e i grandi valori dello sport messi in campo da tutte le squadre. Recupera la palla ora la Torres con la deviazione del giocatore del Latte Dolce, sarà rimessa per i bambini in maglia bianca. Intanto arriva il pubblico, vediamo il bomber Gigi Scotto che si accomoda in tribuna. Esatto, molte presenze in questi. Abbiamo visto Michele Pulina poco fa, che tra l'altro è il padre di uno dei bambini protagonisti della finale micro.
A bordo campo abbiamo il presidente della Torres Stefano Udasic e Pierluigi Pin della proprietà AB Insula del club rossoblu. Insomma, un torneo che è stato fortemente voluto certamente dalla Nuova Sardegna, ma assolutamente anche dalla Torres, che col supporto prezioso della fondazione Torres e nello specifico nel caso delle finali del ristorante Ampurias di Rumagno è riuscita a tirare su veramente una manifestazione di assoluto livello, Francesco, grandi numeri e grande organizzazione dal punto di vista logistico e anche da quello del mero fatto calcistico. Sì, assolutamente, un torneo riuscitissimo, un grandissimo successo in queste 2 settimane. L'abbiamo detto tante volte, sono stati centinaia i ragazzi che sono andati in campo, sono state migliaia gli spettatori che sono venuti qua in tribuna al Vannissanna, e questa giornata conclusiva di grande festa si annuncia davvero bella. Le prime 2 partite della mattina stanno andando benissimo, la prima l'abbiamo commentata questa mattina, ora la seconda, ma davvero c'è grande spettacolo, un bellissimo clima qui allo stadio sassarese, tutto da vivere. E per ora la partita scorre via sui binari dell'equilibrio, con le 2 squadre che si danno battaglia. Ecco il latte dolce, ma la Torres la recupera per un attimo, ora il batti e ribatti, la palla viene spazzata via e sarà rimessa per il latte dolce. Ancora la palla allontanata da un giocatore della Torres Rossi, poi la controlla il numero 21 Mattia Campus. Qua è evidente che come cresce, anche se di poco l'età, cresce anche la consapevolezza dei mezzi a livello tecnico e fisico probabilmente, per cui ecco, vediamo già atteggiamenti più da calciatori, gesti che sono sempre più puliti, però anche quella sana incoscienza che può generare anche la giocata, no? È il guizzo che può decidere la partita e regalare uno spunto che può divertire, ecco. Ora prova ad andare via in velocità Lorenzo Urune, viene fermato in fallo laterale. Si lotta con un duro contrasto sul pallone fra 2 bambini. Ancora la palla che scivola via. C'è una buona libertà d'azione da parte dei ragazzi, cioè gli allenatori sì, danno le loro indicazioni, però lasciano veramente ancora abbastanza spazio anche all'intuizione da parte del singolo. Sì, e comunque devo dire che anche in questo caso vediamo le squadre ben schierate in campo tatticamente, con tutti i bambini che rispettano le indicazioni tattiche che hanno avuto dai mister, con una grande precisione, con una grande disciplina, stanno in campo, occupano bene gli spazi. Vedete come poi si distendono anche bene. Ora esce benissimo la difesa con Domenico Dentoni del Latte Dolce a spezzare il tentativo di contropiede della Torres Rossi, che ora si distende con questa azione di prima. Ancora il Latte Dolce prova a partire, un contrasto a centrocampo, l'arbitro ha fischiato una punizione a favore della Torres Rossi per quel contrasto a centrocampo. Ci sarà il calcio lungo da parte del numero 5 Carlo Forci, che la butta lì. Attenzione che la palla è passata e c'è il gol di Andrea Micheli. Qua si è fatta beffare la difesa del Latte Dolce. Guardate l'esultanza di Micheli, che vuole sentire il pubblico, no? Un sogno fare questa corsa sotto il pubblico, per tutti i bambini, per tutti i piccoli calciatori, ve lo assicuro. Farlo qua al Vannissanna per questo bambino Andrea Micheli, classe 2011, deve essere stato fantastico. 1-0 Torres Rossi. Con il mister che però dice: sì ragazzi, bello, bravi, però non mollate a livello di concentrazione, tornate subito in campo e tenete botta. Comunque sì, è il sogno di ogni ragazzo. Ricordiamo che stanno giocando al Vannissanna. Certo, Acquedotto, stadio Acquedotto vero. Vannissanna, stadio vero, spalti, pubblico, diretta, streaming, insomma ci sono un po' tutte le componenti per esaltarsi, assolutamente.
Ora la palla in profondità, torna forse dal fuorigioco ancora l'autore del gol. E il Latte Dolce si è fatto beffare da quella palla lunga, ha vinto il contrasto con il portiere, il bravo Micheli. Nulla. Sì, è stato bravo, con grande caparbietà, ci ha creduto. E dunque il vantaggio della squadra in maglia bianca. Sì, fisicamente poi forse questa volta non c'è grandissima differenza tra le due squadre. No, esatto. Che sono magari più robusti, però in realtà le due squadre mi sembra si equivalgano. Sì, si equivalgono abbastanza. Ora c'è stata una spinta e ci sarà il calcio di punizione. E la possibilità probabilmente anche di tentare un tiro in porta. E da lì calcia? Sì, Omar Zara con il suo mancino lo chiama il pubblico. Mi sa che il ragazzo ha il tiro potente. Sì, perché anche dagli spalti. Sì, quindi Emanuele Cavalieri dovrà stare molto attento. Sistema con cura la barriera. Barriera 2. Vediamo il tiro di Omar. Con il sinistro a girare. Bello, bravissimo però anche Emanuele Cavalieri, che in presa sicura la fa sua. Anzi, è Giampaolo Del Rio, chiedo scusa. Comunque bel tiro e bella risposta del portiere, due bei gesti tecnici. Si distende ora la Torres sulla sinistra, vince il contrasto, prova Lorenzo Bosio e ci sarà la rimessa ancora per il rossoblu. Bella chiusura anche difensiva. Assolutamente fantastica, gran scelta di tempo. La rimessa lunga allontana la difesa del Latte Dolce. Quelli della Torres rischiano un po', attenzione al contropiede, ma si rifugia dal portiere. Il numero 5 Forci. Poi può ripartire ancora il Latte Dolce, c'è un po' di spazio ora, attenzione alla superiorità numerica, la palla arriva per il tiro, grande parata. Gran bel tiro e gran parata. Bravo il portiere a rimanere lì ad aspettare. Ancora due bei gesti tecnici da una parte e dall'altra. Sì, ad aspettare la conclusione. Bravi anzi gli avanti del Latte Dolce che hanno scambiato bene. Naturalmente sulla parata del portiere. La partita è vivissima, Niente da apertissima. Promette spettacolo. Questa finale dei mini. Ora spazza via la difesa della Torres. Sì, il portiere è il numero 21 Giampaolo Del Rio, il portiere della Torres Rossi. Ha fatto forse già qualche cambio perché Sì, si fa sì. sentire anche il caldo. Sì, adesso inizia un po' a salire la temperatura. Il cielo rimane un po' velato, non c'è sole pieno, ma fa piuttosto caldo questo Gia Sassari, come del resto un po' in tutta la Sardegna da un paio di mesi a questa parte. Con caparbietà ancora il Latte Dolce, prova la spinta sulla fascia sinistra e se la porta dentro l'aria. Il portiere invece della Torres la fa sua e prova a far ripartire dal basso i suoi con la palla a lungolina che però è troppo larga. Mister Derru dà consigli ai suoi ragazzi, nello specifico Lorenzo Bosio. La rimessa per il Latte Dolce effettuata da Mattia Campus, si lotta ancora a centrocampo, la palla allargata sulla sinistra bene da Mirko Gravina. Ora il numero 3 Lorenzo Orune guadagna la rimessa. Molto equilibrata la partita, stiamo vedendo occasioni da una parte e dall'altra. Sì, effettivamente sì, e le due squadre mi sembra che siano comunque come dire, consapevoli dei loro mezzi, del loro poter voler giocare di squadra. Ci sono delle buone individualità, alcuni dei ragazzi tentano anche la giocata che può fare la differenza. Insomma, è una partita realmente equilibrata, per adesso decide un episodio da una parte e una gran parata del portiere dall'altra. Sì, siamo circa a metà di questo primo tempo, 1-0 per i ragazzi in maglia bianca.
che ora provano a ripartire, ma chiude bene la difesa del Latte Dolce con l'intervento in spaccata del numero 25 Omar Zara. Tanto è arrivato anche Sergio Dossena, nuovo responsabile delle attività di base della Torres, ma anche, almeno fino alla fine di questa stagione, o meglio di questo torneo, allenatore di una delle squadre del Latte Dolce, che è una Sì, esatto. più protagonista. Beh, sì, Più protagoniste. assolutamente. Il Latte Dolce col suo settore giovanile sta dimostrando, insomma, che il lavoro paga. Sono da tanti anni il settore giovanile del Latte Dolce è un punto di riferimento in città. E diciamolo, il Latte Dolce ha portato una squadra in finale in tutte le categorie. Sì. Devo dire però che già la partita vista stamattina con una bella San Paolo, i ragazzi della Torre oggi in campo, cioè credo che il lavoro sulla scuola calcio, a partire anzi dalla scuola calcio, per proprio proseguire sino alle categorie di tutto il settore giovanile, ripaghi e paghi degli sforzi fatti. Assolutamente, da parte delle soddisfazioni immediate che arrivano da questi ragazzi, perché è davvero uno spettacolo vederli giocare. Sperando che poi, appunto, ripeto, l'obiettivo è quello di trasformare il piacere di questi ragazzi di giocare e di divertirsi in qualcosa di più. Non ora. Attenzione al sinistro di Omar Zara, poi la deviazione sotto misura sulla traversa. Si salva qui la Torres Rossi. Deviazione sotto misura e ora ancora una possibilità per il Latte Dolce. Ha pasticciato un po' la difesa qua della Torres. La palla viene spazzata via. Quell'attaccantino non è niente male. Mirko Gravina è lì sempre. Spira nel fianco. L'arbitro rettifica la posizione della battuta del fallo laterale, manda da qualche metro indietro il giocatore della Torres Rossi, poi la palla finisce ancora fuori, non riesce a prolungarla il compagno di squadra in maglia bianca. Ancora un cambio volante, vediamo entrare Alessandro Ara, si cambiano i ruoli, si cambiano gli uomini. Nei micro abbiamo visto anche bambini giocare prima a centrocampo e poi in porta. L'ottimo Andri, bambino ucraino, è stato veramente duttile durante la finale. Ora l'ultimo tocco ancora di Andrea Micheli, l'autore del gol che finora decide questa partita. Allora, marcature strette e serie. Sì, attenzione che bella filtrante. palla. Prova ad andare via ora Simone Micheli, chiuso benissimo però dalla difesa del Latte Dolce, nello specifico con Alessandro Ara, se non ho visto male. Ancora una rimessa lunga, sono sempre cross queste rimesse dal lato corto, all'altezza del lato corto dell'area di rigore, diventano sempre dei cross con le mani. E ora ci sarà la possibilità ancora per un tiro cross, probabilmente da parte sempre di Andrea Micheli, che è mancino, e da lì potrebbe anche cercare la porta. Mette la barriera a 2 il portiere del Latte Dolce, Mi sta richiamando, ecco. che è il numero non lo vedo, 59, sì, Mattia Pala. Ecco il fischio dell'arbitro, c'è ancora qualcosa da attendere. Il calcio fuori di poco, di non molto. Ha calibrato bene, sì, ha fatto il tiro proprio ad aggirare la barriera. L'ha cercato, non l'ha trovato per poco, però ci ha provato e questo vuol dire che crede nei suoi mezzi e non può che essere un valore aggiunto per la sua squadra. Attenzione ora alla ripartenza del Latte Dolce, bravo in chiusura però il numero 5 Carlo Forci della Torres, che è andato ad arginare l'azione del numero 24 Riccardo Nutini, che è veramente rapido
dalla sua azione. Ancora una rimessa per il Latte Dolce ora. Che ha sfiorato il gol poco fa, il gol del pareggio di questa equilibratissima finale, che però la Torres Rossi sta conducendo per 1-0. Ancora il tentativo di tiro, attenzione all'occasione, l'arbitro vede un fuorigioco però. Sì. Ma era stato bravo comunque il portiere. No, il portiere però la Torres ce l'ha, cerca sempre il passaggio filtrato. Sì, sì, è vero, si inseriscono bene i ragazzi. Soprattutto sugli esterni, a giocatori che intuiscono. Ecco ancora un'azione infatti della Torres con la serpentina del numero 11 Michele Grinamanca. Ha provato ad andare da solo il ragazzo, giustamente ha preso l'iniziativa, ma la difesa ha chiuso bene, nello specifico il portiere. Prova a partire ora il numero 87 Marco Pala, lotta ancora caparbiamente Omar Zara, palla fuori, si scusa Lorenzo Bosio con l'avversario per il contrasto precedente. Ricordiamo anche Francesco che se tutto questo può essere anche grazie al prezioso supporto e apporto del CSI. Certo. Arbitri, gestione del tabellone, insomma, loro sono enti di promozione sportiva, lo fanno da sempre, però ci hanno dato una grossa mano e hanno dato una grossa mano all'organizzazione in questo caso. Assolutamente fondamentali. Complimenti davvero a loro per il lavoro svolto in queste 2 settimane intensissime. E nelle partite dei più grandi, nelle prossime ci sarà anche la terna arbitrale. Qua il fuorigioco può essere rilevato tranquillamente anche da un solo arbitro, così come per la partita dei micro, mentre per le partite che si svolgeranno nel campo più grande, il campo insomma regolamentare, il calcio a 11, avremo la terna che appunto il CSI ha voluto offrire per queste finali. Poi, senza alcuno spoiler, possiamo dire che grazie alla Fondazione Torres, appunto, il capocannoniere di ogni singola categoria riceverà un premio importante, che porta un nome importante anche, no, Francesco? Certo, il nome di Giovannino Giano, l'indimenticato bomber della squadra sassarese, scomparso prematuramente qualche anno fa. E tra l'altro allenatore proprio in quest'ultima fase, purtroppo tristemente della sua vita, di giovani calciatori. Sì, esatto. Quindi ancora più vicino a questo tipo di realtà, è ancora più prezioso il fatto che un riconoscimento per il capocannoniere delle varie categorie di questo torneo sia intitolato ad una persona come lui, che ha lasciato tra l'altro un buonissimo ricordo in tutte le persone che hanno giocato e collaborato con lui. Grande bomber, l'indimenticato Giovannino Giano, persona fantastica. Ora sarà il Latte Dolce a ripartire, sta per volgere al termine questo primo tempo, ultimi minuti, con la Torres in vantaggio 1-0, una partita assolutamente viva e aperta, bella palla in profondità ora di Daniele Dau. Sì, piacevole da godere tra l'altro, perché appunto squadre che si fronteggiano a viso aperto non c'è. Giocano bene i ragazzi, ho visto anche qualche bella giocata di prima, qualche bel fraseggio. Nessuna delle due si chiude, nessuna delle due palesemente non interessa a chiudersi. Guardate che bel sinistro Omar Zara. C'è stato un fallo di mano, cosa è successo Giovanni? Io me lo sono perso o forse non lo vi, comunque c'è un fischio dell'arbitro che vede il fallo, sì mi sa fallo di mano, esatto, segnalato. Però al limite dell'area, non era in area di rigore, anche se qualche genitore chiedeva il penalty, e invece sarà soltanto calcio di punizione, ma da una posizione molto pericolosa. Calcio di punizione a favore del Latte Dolce. Sì, Tocco, potrebbe. sì. Qua parte il missile, Sì, qua parte la bordata verso la porta. Ho visto il giovane, adesso aspetto di vedere il numero, ma
che si prepara la battuta, che ha preso i classici 3 passi di rincorsa. Forse Bosio, vediamo un attimo. Deciso a fare male. Studiano la situazione i due ragazzi del Latte Dolce. Difesa a 3. Il tiro con il destro, la grande parata. Ancora un gran tiro, una grande parata. Protagonista il portiere, ma anche protagonisti gli attaccanti, che insomma stanno facendo vedere dei bellissimi tiri. Latte Dolce è assolutamente presente, e Torres, che ancora una volta è stata salvata dall'intervento del suo numero 1. Ora il colpo di testa di Lorenzo Rune è alto. Giampaolo Del Rio, davvero un'altra bella parata per lui poco fa. Il sole sta dando un po' di tregua ora. A volte arriva addirittura una Addirittura. Però sono sempre più frequenti anche i cambi in campo, bisogna arrivare all'intervallo, certo, per permettere ai ragazzi di bere un po', di recuperare un po' di energie, perché in ogni caso temi da 25 minuti su un campo come questo, con questa temperatura, sono impegnativi. Allontanata la palla di testa, ora si gioca un po' a ping pong da una parte e dall'altra. La bella palla data dal numero 13 Alessandro Sanna, ci prova la Torres, ma il Latte Dolce sta reagendo e sta cercando il pareggio. Ancora Omar in profondità, senza successo, e da qualche minuto il Latte Dolce è un po' più lì a cercare appunto di riequilibrarla. Sì. Però mi dà l'impressione proprio che per propensione la Torres forse si trovi a giocare bene anche di rimessa. Sì, ora c'è stato un fallo probabilmente su Domenico Dentoni, che è rimasto a terra. Sta per finire il primo tempo di questa finale dei mini. 1-0 per la Torres, Rossi per ora. Non ci dovrebbe essere calcio di punizione, l'arbitro ha fermato il gioco ovviamente per sincerarsi delle condizioni del bambino a terra, e ora restituisce la palla alla Torres Rossi, che ne era in possesso. Il lancio in profondità, palla verso Luca Crisponi che la controlla, poi c'è un contrasto con il numero 25 Omar, sempre Zara, protagonista di questo primo tempo. Calcio di punizione per il Latte Dolce, tutti avanti. La palla sarà mandata nella prima linea dell'attacco. Manca poco alla fine del primo tempo. Tenta di riequilibrarla il Latte Dolce prima dell'intervallo. E invece poi c'è la palla corta. Rischia, la tiene viva però bene poi il numero 21 del Latte Dolce, Mattia Campus, che però poi la perde. La rimessa è per la Torres. Ancora palla allontanata in fallo laterale. Ancora la Torres. E ancora un fallo laterale guadagnato, ma l'arbitro dice che può bastare. Dunque si chiude il primo tempo con la vittoria, con la Torres Rossi in vantaggio per 1-0 con il gol di Andrea Micheli. Ma una partita, Giovanni, assolutamente molto equilibrata, che sinceramente non mi sento di pronosticare, perché potrebbe succedere davvero di tutto nella seconda Anche parte. In questo caso i bene informati della vigilia ci avevano detto che questa Torres aveva delle buone chance, ma avrebbe dovuto superare un Latte Dolce agguerrito e deciso a non farsi certo mettere sotto dai rossoblù. Effettivamente la Torres è in vantaggio, ma anche grazie a due buoni, uno soprattutto il primo, interventi del portiere, che hanno impedito appunto al Latte Dolce di centrare il pari. Però sì, gara tendenzialmente equilibrata, schermaglie classiche a centrocampo, ma diversi spunti. Gli avanti del Latte Dolce sono brevilini, belli guizzanti. La Torres forse gioca appunto un po' più di rimessa, ma con giocatori dai buoni piedi. Insomma, una partita che mi pare possa ancora regalare certamente degli spunti interessanti,
sicuramente impronosticabile ancora, nonostante la Torre sia in vantaggio per 1-0. Sì, la partita è molto equilibrata, ogni squadra è ben messa in campo, provano entrambe a giocarla sempre. Ora ci sono i ragazzi del Latte Dolce che fanno un po' di esercizi per recuperare la fatica prima di anzi della Torres, scusate, prima di concentrarsi per il secondo tempo, mentre dall'altra parte sono già pronti quelli del Latte Dolce a rientrare in campo. I consigli di mister Derru ai suoi piccoli giocatori, che vedete come muovono le cosce per un po' cercare, no, di scaricare la fatica di questi primi 25 minuti. Perché la realtà poi è che noi li vediamo piccoli, ma la verità è che sono fotocopie di quello che sono i grandi, cioè c'è un allenatore che sta parlando loro, dando le sue indicazioni, nel frattempo allenatore e preparatore dicono loro come fare a recuperare un po' di energia, insomma è tutto in miniatura, anche il campo rispetto a quello grande, però le cose si fanno sul serio, ecco. Sì, come è giusto che sia, tutti attorno, seduti attorno al mister a sentire le indicazioni, i consigli tattici. Dall'altra parte invece non vedo l'ora di ricominciare. Sì, Latte Dolce è lì già pronto in campo. Sfruttare ogni singolo minuto per recuperare da una parte, sfruttare ogni singolo istante per provare a recuperare il risultato dall'altra. Sì, mister Euro Sibiriu ha già mandato i suoi in campo e ora l'arbitro, signor Mario Sanna, che sta dirigendo questo incontro, richiama tutti in campo. Siamo pronti ad assistere ai secondi 25 minuti della finale mini del primo trofeo giovanile della Nuova Sardegna, che è già iscritto nella sua bacheca ai micro della San Paolo e gli esordienti del Latte Dolce. Un torneo, Francesco, che tra l'altro è tornato in auge dopo un periodo in cui non si era disputato e che potrebbe rappresentare realmente un banco di prova, sicuramente riuscito, mi permetto di dire, un test importante in prospettiva per future organizzazioni, volte anche ad ampliare sempre più il raggio, no? Assolutamente, per essere la prima edizione c'è stata una grande risposta da parte di tutte le società sassaresi e dell'Interland, ma come abbiamo già avuto modo di dire, la speranza è chiaramente quella di allargare gli inviti nelle prossime edizioni, chissà, magari anche a squadre di oltre Tirreno, insomma rendere questo torneo sempre più interessante, sempre più importante, che sia un punto di riferimento per il calcio giovanile, anche perché permette poi di allungare ulteriormente la stagione, sì, no? Sì, assolutamente. Il Vannissanna non ha mai smesso di vivere dalla finale playoff Torres a Fragolese, si è ripartiti, praticamente c'è stato solo qualche giorno di tregua e poi via di nuovo tutti in campo ogni giorno. Come nell'idea comunque del progetto, no? Cioè il Vannissanna che è la casa della Torres, sì, ma in generale la casa dello sport e del calcio. Esatto. E deve essere aperta ogni giorno per permettere a chiunque di viverlo nella sua interezza, dalla clubhouse agli spalti allo spettacolo offerto dal campo. Sì, esatto. Sarà sempre più appunto fruibile per gli spettatori il Vannissanna, con i tanti lavori che si stanno facendo già dall'anno scorso, appunto con la creazione della clubhouse, ma sono in programma anche altri progetti che insomma cercheranno di attirare sempre più persone e rendere lo spazio del Vannissanna uno spazio per la gente. Ora l'azione caparbia sulla sinistra del numero 3 Lorenzo Rune, poi perde l'ultimo contrasto, la palla di scivola via fuori, prova a ripartire la Torres, con la palla in profondità. Ora un contrasto nel tentativo di mandare la palla fuori, due bambini per terra. Il numero 17 Domenico Dentoni
però vedi, tutto a posto per fortuna. soliti tempi di reazione giusti. C'è stato un contrasto con la gamba alta, probabilmente l'ha colpito, non so, all'altezza, vediamo, sul volto. Scontro di gioco, certo, uno scontro di gioco. Mi sembra a posto, Domenico. Però ha giusto il tempo di recuperare dalla botta. E poi Sì, un po' d'acqua. Ghiaccio spray nel ginocchio, eccolo lì. Niente dalle sceneggiate stile Macbeth che ogni tanto vediamo sui cambi della Serie A. Ci piace ogni tanto sottolinearlo perché veramente, cioè, la differenza è abissale. No, vedere Questi il non vedono confronto. l'ora di ricominciare a giocare anche dopo un contrasto duro. No, ma soprattutto ogni volta che subiscono un contrasto e il pallone è ancora vivo, non è che pensano a buttarsi per No. terra, pensano in tutti i modi a come fare a raggiungere quel pallone. Esatto. Quella è la priorità assoluta, non passa altro nella loro testa. E questa è una cosa molto importante. Guardate ora con che veemenza si distende sulla fascia sinistra il numero 21 del Latte Dolce. Bravo e bravo anche il numero 13 bianco. a Mattia chiudere. Campus, lo chiude Alessandro Sanna. Ancora il Latte Dolce, forse c'è un fallo di mano, sì, involontario, ma ha cambiato la direzione della palla, quindi ci potrà essere un cross o un tiro cross anche. Con il numero 8 del Latte Dolce che si precipita, Mirko Gravina. Secondo me ci prova con un tiro cross, vediamo. Secondo me ci va, andrà al tiro Mirko. Sì. Barriera a 2. Barriera a 2, sistemata a coprire il primo palo, portiere che si schiera sul secondo. Molto bene, palla corta invece, molto intelligente. Contrasto, chiede il rigore. Si sono un po' aggrovigliati i piedi forse lì, Non lo so. Diciamo dubbio, va. Dubbio, il numero Diciamo 25 del Latte Dolce è finito per terra, Omar Zara. Ora ci sono due avversari Però della bella la ricerca Torres. dello schema comunque. Sì, no? bravissimo. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del bimbo del Latte Dolce, che però non ha nessun problema per fortuna. L'incitamento del pubblico per Omar Zara, classe 2012. Dieci anni da compiere ad agosto per lui. Siamo al quinto minuto circa di questo secondo tempo, sempre rimane il vantaggio per 1-0 della Torres. Ora credo che ci sarà un cambio, torna in campo il numero 10, Francesco Del Ru. L'arbitro aspetta. Parastinchi, occhiali. Tutto pronto, sì, esce il compagno leggermente zoppicante, Sì. un bambino della Torres, però insomma tutto a posto. Nulla che una piccola sosta a bordo campo non possa risolvere sicuramente. Ci auguriamo naturalmente, ma Sì, sembra esatto, no, così. Lorenzo Bosio mi sembra assolutamente in grado di continuare a giocare, magari ha avuto un piccolo contrasto, però è a posto il piccolo Lorenzo, può proseguire la sua finale anche se adesso lascia il posto ad un compagno e si accomoda a bordo campo a guardare i suoi compagni. Ora aspetta la Torres nella propria metà campo, l'offensiva del Latte Dolce che con calma prova a giocarla molto bene, fa girare il pallone, la rinvia il portiere, però la recupera, attenzione la Torres, sempre con il numero 3 Andrea Micheli, e poi la risposta ancora del portiere. Però guardate come il Latte Dolce prova la costruzione dal basso con diligenza, con attenzione, pressa bene, però anche la Torres si lotta ora su questo pallone. Tentativo di tiro a gioco fermo, però c'è il calcio di punizione a favore del Latte Dolce. Comunque gli allenatori insegnano la tattica, insegnano il gioco a questi bambini che
con tutte le difficoltà chiaramente del caso, provano a giocarla. Non so, vediamo, abbiamo visto lo stop, abbiamo visto il metodo alla terra in posto. Guarda qua che azione, guarda qua. Va via ancora il numero 11. Grina. Cioè, dall'elemento base del controllo del pallone all'elemento tattico, insomma, mi sembra che siano veramente preparati questi ragazzi. Sì, Palesemente poi nel corso della giornata noi vedremo come questa preparazione cresce al crescere dell'età. esattamente. Già abbiamo visto i più piccoli questa mattina. Ora la serpentina del numero 87, Marco Pala. Poi viene fermato, però il Latte Dolce prova ad alimentare ancora l'azione offensiva, la tiene in campo, sì, è ancora buona. Si lotta però su questo pallone, è bravissimo ora ad andare via il numero 7, Simone Micheli. Salta un po' di avversari, si porta la palla sul fronte sinistro, ancora il dribbling doppio, prova a scartarli tutti. Ragazzi, si è tagliato il campo in diagonale. Poi il Latte Dolce stava partendo in contropiede, l'arbitro fischia un fallo. L'arbitro ha fischiato un fallo. Ci sarà calcio di punizione a favore della Torres. Siamo al 9° minuto della ripresa, il tiro direttamente verso la porta, rischia di farsi tradire da questa traiettoria il portiere della Torres. Eh sì, qua è stato un po' graziato, un rimbalzo con pallone appena più basso e ci poteva scappare il gollone. Eh sì, se la palla fosse stata nello specchio sarebbero stati guai. Ora il fallo del numero 25 che si scusa. Numero cartellino giallo. L'arbitro sì, mette mano al cartellino e dà la munizione a Omar Zara. Contrasto un po' duro, ma nessun problema tra i bambini in campo. C'è stato un 5 immediato tra i due protagonisti dell'azione. Ancora sottolineiamo la grande sportività di tutti gli atleti che hanno preso parte al torneo. Veramente non abbiamo visto mai un momento di tensione in campo, anzi abbiamo visto gesti di grande sportività, complimenti tra vincitori e vinti, festeggiamenti addirittura anche di chi è uscito sconfitto dal campo insieme ai vincitori. Ora attenzione a questo calcio di punizione con Simone Micheli che mi sembra intenzionato a provarci. La palla sorvola la traversa. La palla sorvola la traversa pericolosamente. E notare come poi si disperano anche i ragazzi che a bordo campo aspettano. Sì, no? ovviamente. Il loro turno, ma partecipano tantissimo. Condividono gioie e dolori dei compagni in campo. Sì, sentono moltissimo le vicende dei compagni. Ancora il palleggio di Grina. Rimessa per Andrea Borrielli. Grina, attenzione, quelli della Teo ci sono distratti un attimo, va via sulla sinistra in slalom ancora e poi l'allontana Mirko Gravina. I due, passamelo, esterni offensivi della Torres hanno entrambi fisico minuto, ma idee ben chiare in testa, schizzano da una parte all'altra, sono due pallini da flipper. Gran cross ora, leggermente lungo ma molto interessante, la tiene viva, evita perlomeno il fallo di fondo il giocatore della Torres con la numero 7 Micheli. Riparte il Latte Dolce, viene fermato però nell'azione Marco Pala.
Ora forse c'è un fallo qua sul numero 11, sì. Grina è stato travolto nel tentativo di anticipo dall'avversario. Ci sarà un calcio di punizione da posizione interessante qua e arrivano i più prestanti fisicamente, che sono quelli, i bambini, i ragazzi sicuramente dotati di maggiore potenza nelle gambe. Tira, Sì, qua si tira, qua si tira. Barriera a 4, non è proprio dritta rispetto alla porta, la barriera va un po' aggiustata forse. La sta richiamando, infatti, ecco, diventa a 3 e il portiere Esatto, prende vediamo posizione, ora. attenzione al tiro a giro sulla traversa, molto bello sopra la barriera. Sì. Quindi non la conclusione di potenza, ma ha cercato di piazzarla e per poco non gli riesce il colpo, tra l'altro. Sì, esatto. Ancora la Torres ci prova, chiude la difesa del Latte Dolce che prova a ripartire con la palla giocata da Riccardo Soggia, poi la riconquista la Torres, ora con il numero 10 Francesco Del Ru che la butta dentro, viene spazzata fuori in fallo laterale dalla difesa del Latte Dolce. Ancora Cambi. È stato un fallo in attacco qua, una spinta, abbiamo già superato la metà del secondo tempo, partita che rimane sempre con quel gol, Giovanni, quel gol iniziale, c'è stato all'inizio del primo tempo, sì. Gol iniziale e Torres che poi sembrava avere il controllo, portiere rossoblu che in 2 occasioni ha salvato il risultato, adesso Latte Dolce a caccia del possibile pareggio, Torres che invece vuole chiaramente portarsi su 2-0 per tentare di dare una sterzata, o meglio dare un'indicazione più decisa al risultato della partita, che ancora però è tutta da giocare. Sì, ora bella azione della Torres, si allunga un po' nel controllo, però la palla, il giocatore in maglia bianca, la finta di Grina, si procede con l'offensiva di Alessandro Sanna, recupera però il Latte Dolce che prova a ripartire, il giocatore della Torres è riuscito a interrompere l'azione, il numero 6 Nicola De Montis ancora sulla sinistra, qua forse c'è un fallo sul numero 11 Grina, parte il Latte Dolce in contropiede, la palla mandata giù, può essere controllata dal portiere senza difficoltà, dal portiere della Torres. Ora Emanuele Cavalieri con la maglia numero 1, riparte il Latte Dolce, ci prova ancora il numero 17 Dentoni Domenico, la palla mandata avanti, la controlla, lascia sfilare fuori il portiere. Daniele Dau in campo, ancora a Cambi. Bella questa offensiva della Torres, attenzione, il tiro fuori. Bello però, bella palla a incrociare, sì. Bella la conclusione, buona l'intenzione, non trova lo specchio della porta. Simone Micheli. La Torres continua a rimanere in vantaggio 1-0 superietà del Latte Dolce, una delle tante stracittadine che abbiamo visto in questo torneo. Sì, tantissimi derby naturalmente. E ora possibilità per la Torres con questo calcio d'angolo che viene affidato ad Alessandro Sanna, che effettua un bel cross in mezzo e c'è il gol di testa. Eccolo lì, l'esultanza con simbolo con le mani. Vediamo di capire chi è stato a segnare appena vedremo il numero di maglia. Quindi il raddoppio della Torres
Numero 7. Vediamo se si gira meglio. Guardate come si esalta con il pubblico. Il numero 7. Sì, confermiamo. Simone Micheli. Beh, giusto premio ad una partita tutta movimento e costante ricerca del gol, eh? Dunque i due Micheli, prima Andrea e poi Simone. Sì. La Torres raddoppia. Non voglio dire doccia fredda per il latte dolce, però comunque era una partita che era molto equilibrata. Però come nella finale di ieri, partita equilibrata, calcio d'angolo, colpo di testa e gol. Sì. Le palle inattive sempre importanti Sì. nello sbloccare, nello smuovere le partite appunto bloccate tatticamente nelle partite più equilibrate. Sì, Come succede tra i più grandi, come succede anche Esatto. nelle partite dei massimi livelli. Appunto perché proprio tatticamente queste squadre sono preparate, cioè una Non è facile, esatto, non è facile trovare spazi per gli attaccanti, i difensori sono ben messi, ordinati, chiudono tutti gli spazi, quindi bisogna fare attenzione alle situazioni appunto di palle inattive, Esatto. che spesso sono determinanti anche a questi livelli. E ora il latte dolce prova a riaprirla con questo calcio di punizione. Siamo al 18esimo. La mette. Ecco il tiro, bello, troppo però largo sulla destra dei pali difesi dal portiere della Torres Rossi Cavalieri, che ha lasciato sfilare appunto sul palo suo di destra. Questo calcio di punizione con il sinistro leggermente svirgolato, non ha trovato il giusto taglio con l'esterno. Zara che lotta ancora nel tentativo di accorciare le distanze dopo il secondo gol, andata a replicare il gol del primo tempo la Torres. La rimessa in lungolinea, bravo ancora il numero 7 Micheli, autore del gol poco fa. È della esultanza rivolta al pubblico. Perché poi quelli sono momenti che veramente io penso Quelli sono i momenti che racconteranno agli amici quest'estate, racconteranno ai compagni di scuola l'anno prossimo, insomma. tu pensa quanto lo sogni dopo che lo fai alla PlayStation, dopo che lo vedi fare Certo. a chiunque, dalla Serie D alla Champions League, e poi tu in un contesto del genere lo fai. Quella è magia, è un sogno, è un sogno. Ora contrasti decisi a centrocampo e si distende bene il numero 87 Marco Pala sulla destra, percorre tanti metri con la palla al piede, ancora il latte dolce con questa palla buttata in avanti, troppo lunga purtroppo per il numero 17 Domenico Dentoni. Ma il latte dolce è vivo, gioca bene, vuole riaprirla. Il punteggio in questo momento non gli dà ragione, ma i bambini sono sul pezzo, come si suol dire. sì, soprattutto non mollano la presa. No, di un centimetro. Non si molla mai. Cioè non credo che la parola demoralizzazione faccia parte del vocabolario di questi ragazzi, Esatto. al di là del punteggio, al di là del risultato e della prestazione. Sì, Cioè, si lotta sempre corro su fino ogni alla fine. pallone, anche se la partita può risultare già indirizzata in un certo modo, manca un minuto, sto perdendo 4-0, continuo a giocare. Sì. Questo è uno spirito molto bello. Va dato premio naturalmente alle società, agli allenatori, va dato merito di questo, perché questi sono principi e valori che arrivano dai più grandi Certo. e sono fondamentali nella crescita dei più piccoli. Sì. È proprio scuola di calcio quella che fanno Sì. a livello di scuola calcio. Esatto. Anche qualche trombetta in tribuna qua sotto la nostra postazione. Ora il rinvio del portiere del latte dolce Mattia Pala con il suo sinistro. Ancora l'azione della Torres Rossi, però
perde il tempo, sfila via il pallone, non riesce a controllarlo Grina, il bravo Michele, palla fuori. Mancano pochi minuti alla fine di questa seconda finale di giornata, terza finale del torneo. Questa è la finale dei mini, dei pulcini, si sono già disputate quelle dei micro e degli esordienti. A seguire nel pomeriggio le finali giovanissimi e allievi e poi la premiazione, tutto in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook. Tutto grazie al ristorante Ampurias di Lubagno. Ancora il rinvio, il latte dolce prova a riaprirla in extremis, si lotta a centrocampo ora su questo pallone, il contrasto, scivola via la palla fuori sull'out di sinistra per quanto riguarda il fronte d'attacco della Torres. Pallone allontanato, buttato direttamente in avanti, lo protegge bene, lo fa scorrere il giocatore della Torres. Poi bravissimo bravissima allo stesso modo la difesa del latte dolce a interrompere l'azione. Parte il contropiede, buona possibilità questa per il latte dolce, c'è superiorità numerica, il difensore che aveva fermato l'azione è lui stesso a riproporsi in attacco. Si trattava di Alessandro Ara che però viene chiuso. Eh sì, non vogliono rendere vita facile comunque ai colleghi in maglia rosso-blu. Sì, esatto. Rimane comunque viva la squadra del latte dolce. E ci prova con buona intensità. Ancora Domenico Dentoni sulla fascia, supera un avversario, un altro. Deve cercare lo spazio per il cross, riesce in qualche modo a mandare la palla in direzione di un compagno, poi esce benissimo il difensore Carlo Forci. Scorre il tempo, corre Sì, il cronometro. manca poco alla fine, 2-0 per la Torres che vede avvicinarsi la vittoria. Riparte però ancora il latte dolce che ci crede fino alla fine e prova a spingere ora con l'offensiva del numero 18 Riccardo Soggia. Chiedono il fischio finale i genitori dei ragazzi della Torres, ma il latte dolce fino all'ultimo lotta. Era con questa bella azione sulla destra, prova a distendersi con il numero 8 che ci prova, poi la difesa della Torres in qualche modo si chiude, ancora la palla allontanata via. L'arbitro controlla il cronometro, mi sembrava che stesse per fischiare, eccolo qua. Finisce la partita per la categoria mini, dunque i vincitori sono i ragazzi della Torres Rossi, ma davvero complimenti, moltissimi complimenti anche ai mini del latte dolce che hanno disputato un ottimo torneo e una fantastica finale. Sì, indubbiamente è una partita molto equilibrata, risolta con il classico punteggio all'inglese, che non vuol dire altro che appunto la chiusura di un match in cui le due squadre sono fronteggiate senza nascondersi a viso aperto. La differenza l'hanno fatta i 2 gol realizzati dalla Torres, la differenza l'hanno anche fatta le 2 parate decisive del portiere della Torres, però sulle conclusioni degli avanti biancocelesti. Ora saluto di tutti a centrocampo, non mi sembra che ci siano delusi né assolutamente sconfitti. no, C'è una squadra che ha vinto la partita, ci sono 2 squadre che hanno vinto sul campo perché se le sono date, sia detto fra virgolette, ma come è giusto che sia, ed ora ricevono il giusto applauso. Come vediamo sempre. se corrono verso la tribuna anche loro. Certo, come sempre non ci sono, escono dal campo tutti contenti, vincitori e vinti, fanno naturalmente più festa dei ragazzi della Torres, ma applausi per tutti, applausi anche per i ragazzi della Torres, scusate, del latte dolce,
infatti il mister li chiama, li raccoglie a sé. Allora diamo l'appuntamento per questo pomeriggio. Ora ci sarà una piccola pausa nelle finali. Ecco il saluto dei ragazzi del Latte Dolce e quelli della Torres. Vediamo, vengono chiamati dai mister, vanno anche quelli della Torres a fare un saluto collettivo. L'appuntamento sarà per le 16:30 ora con la finale giovanissimi, poi alle 18:15 la finale degli allievi, alle 20 ricordiamo ancora una volta la premiazione. Si salutano tutti insieme i bambini in campo, ancora una volta un'immagine fantastica a conclusione della partita di finale della categoria mini, che è stata vinta dalla Torres Rossi. Ribadiamo ancora l'appuntamento per la prossima finale, 16:30, la finale dei giovanissimi. Grazie a tutti per l'attenzione, a più tardi, un saluto da Francesco Salis e da Giovanni Del Sole.